Il Consorzio Turistico Valle dei Templi nel mese di febbraio scorso ha commissionato un esperto di turismo, la dottoressa Tiziana Jacoponelli, con specifiche competenze nel settore della cultura e della letteratura, uno studio tecnico per meglio comprendere le opportunità e le possibili strategie di sviluppo legate ai nuovi scenari del turismo agrigentino. Il risultato è un corposo studio dal titolo Strategie operative e promozionali dell'ospitalità alberghiera ed extra alberghiera in relazione al turismo emozionale legato anche alla strada degli scrittori, fra cognizioni già ampiamente acclamate e previsioni indotte della tendenza del mercato degli ultimi anni. Il documento propone numerosi spunti di riflessione. In particolare dallo studio emerge un grande interesse verso un turismo esperienziale che sia in grado idealmente di trasformare i turisti in viaggiatori. La domanda che ci si pone oggi è se il turismo è stato ritrovato. La risposta purtroppo è no, nel senso che è statistica di qualche giorno fa che la Sicilia, che vanta un patrimonio d'eccellenza, forse il migliore di tutta l'Italia da un punto di vista paesaggistico e monumentale, è relegata al nono posto per quanto riguarda le presenze in tutta l'Italia, e il nono posto include anche regioni come la Valle d'Aosta, il Molise, quindi siamo veramente il fanalino di coda. Agrigento è il fanalino di coda all'interno della Sicilia perché, per citare un dato del 23 di luglio, mentre le strutture ricettive di Castellammare del Golfo, piuttosto che di Taormina, di Siracusa eccetera, sono già prenotate al 90%, questi sono i dati dei portali internet, Agrigento si attesta al 63%, questo significa che le altre località lavorano e noi invece siamo fondamentalmente a riposo, per cui il turismo sicuramente non è stato ritrovato, non è stato ritrovato ad Agrigento. Qual è la soluzione? Sicuramente intanto bisognerebbe riunire un pochettino la città di Agrigento al resto della Sicilia. Noi abbiamo la 189 che è un'odissea a farla, la 640 che altrettanto la gente ci rimprovera quando arriva perché non li abbiamo avvertiti dell'odissea che facevano. Non abbiamo l'aeroporto e nonostante i manifesti che credo campeggino tuttora in parte della città, l'aeroporto verosimilmente non c'è nessuna voglia di farlo e non si farà mai, per cui il turismo è stato ritrovato? Assolutamente no. Noi stiamo vivendo in maniera assolutamente marginale di un aumento del turismo nazionale e mi sembra che ci siano delle fortissime responsabilità da parte di tutti quelli che devono fare la promozione e la programmazione. Purtroppo siamo delle vittime forse in parte inconsapevoli, qualcuno deve cominciare a protestare, a battere i pugni. Intanto, in merito alla tassa di soggiorno recentemente introdotta dal Comune di Agrigento, abbiamo sentito lo stesso presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Fabrizio Lagaipa. Allora, effettivamente per essere assolutamente corretto devo dire che la tassa di soggiorno in tanti già se l'aspettavano e quindi essendo una consuetudine altrove tutto sommato il cliente si lamenta ma non in maniera, come dire, fragorosa, però apre l'opportunità ai turisti di cominciare un dialogo, un dibattito sulle condizioni della città, quindi ci troviamo nostro malgrado a dover difendere l'indifendibile condizione della città perché il turista dice sì, guardi, sì, va bene, la pago, però sa che cosa le devo segnalare? E noi siamo lì a dover, tanto che addirittura un signore di Milano mi apostrofò, voi non protestate con abbastanza vigore contro l'amministrazione, non sapendo che le condizioni insomma qui sono abbastanza particolari e sono note a tutti. Come sarà distribuita questa tassa di soggiorno, i proventi? Speriamo che venga distribuita bene. Noi per la verità ad Agrigento abbiamo una pessima esperienza già con i fondi che provenivano dallo sbigliettamento dell'ente parco, che venivano utilizzati in maniera assolutamente come dire, inadatta al nostro modo di vedere.